Ok, stiamo registrando questo seminario che sarà reso disponibile sul nostro canale YouTube di Confartigianato Verona e divulgato attraverso i social network e il sito internet. Innanzitutto benvenuti a tutti e saluto il collega dottor Enzo Cillo, collegato della nostra Federazione Regionale di Mestre, che ci affiancherà in questo pomeriggio sul tema del bonus 110%. Questo seminario si inserisce nelle nostre attività sindacali dedicate alla filiera casa, pertanto vuole essere uno strumento operativo per tutti gli artigiani che operano nel mondo dell'edilizia, negli impianti del legno, dell'arredamento e della metalmeccanica, e si inserisce anche nel nostro impegno nella formazione e nella informazione sulla riqualificazione e le ristrutturazioni edilizie nell'ottica dell'economia circolare, tema a noi molto caro. Io ricordo che questo è un primo seminario perché abbiamo parecchie informazioni da darvi, ma non abbiamo tutti i dettagli, e quindi l'invito è quello di rimanere collegati con i canali di Confartigianato Verona in modo da essere informati anche durante la pausa di Ferragosto, durante la quale comunque non cesseremo di reperire informazioni e divulgarle. Io passerei immediatamente la parola al dottor Cillo, al quale chiedo anche di presentarsi e poi di entrare nel merito della trattazione dell'argomento. Ricordo a tutti i partecipanti che è possibile scrivermi delle domande in forma riservata attraverso la chat di questa piattaforma, domande alle quali daremo al termine della trattazione delle risposte. Dottor Cillo, ti passo quindi la parola e presentati e entra pure nel merito della trattazione. Grazie. Allora, buonasera a tutti, mi sentite? Sì? Si sente? Ok, buonasera. Allora, io sono Enzo Cillo, sono il referente fiscale per la Confartigianato Imprese Veneto, di conseguenza sono il coordinatore delle tematiche attinenti al fisco di Confartigianato operante su tutto il territorio veneto. Quindi insieme ai miei colleghi delle province costituiamo un gruppo di lavoro su cui ci confrontiamo evidentemente sulle tematiche legate al fisco più importanti, più interessanti e di maggiore impatto per le vostre imprese. Faccio anche parte del Comitato Ristretto Nazionale, che è una sorta di unità di crisi, se vogliamo, di Confartigianato, in cui si analizzano determinati aspetti ancora più delicati, se vogliamo, e di interesse per le vostre categorie, cercando soprattutto in quella sede di portare avanti le vostre istanze, quindi poi nei confronti dei ministeri competenti. Va bene? Quindi questo è un po' quello che rientra nelle mie funzioni, piuttosto delicate direi io. A volte otteniamo dei risultati, altre volte un po' meno, ma l'importante a mio modo di vedere è sempre provarci e cercare di fare anche gli interessi delle vostre imprese. Detto questo, passiamo, se volete, insieme ad analizzare gli aspetti legati al motivo principale di questo incontro, per cui vi ringrazio di avermi invitato e vi ringrazio di partecipare. Allora, ne abbiamo sentite parlare. Se mi permettete, io avvio il mio schermo con delle slide in modo tale che possiate seguirmi anche meglio, evidentemente. Ditemi se si vedono. Si vede, grazie. Perfetto. Allora, dicevo, l'argomento principale è quello che vedete anche scritto qui su queste diapositive, ed è la detrazione, il cosiddetto super bonus del 110% per i lavori sostanzialmente di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, con la grande novità della possibilità di cedere il credito d'imposta corrispondente o di ottenere uno sconto in fattura corrispondente alla
al massimo della spesa pattuita del corrispettivo e comunque poter cedere sostanzialmente questa detrazione. Allora, molti di voi, se non tutti, si ricorderanno che l'argomento sconto in fattura o cessione del credito era venuto già avanti l'anno scorso. Anche grazie all'attività di Confartigianato e anche alla nostra intercessione, lo devo ammettere, siamo riusciti a fare quello che ci avete chiesto, cioè cercare di bloccare almeno momentaneamente questo tipo di provvedimento che, lo sapete, non faceva altro che avrebbe portato sicuramente un danno alle vostre finanze, con la promessa eventualmente di migliorarlo. Perché? Perché comunque dobbiamo anche vedere le opportunità che offre la possibilità di cedere la detrazione o di ottenere lo sconto in fattura. Che possibilità? Sicuramente di avere più commesse, perché la gente è più stimolata ad eseguire dei lavori di questo tipo, che chiederanno ovviamente a voi, chiederanno ovviamente agli artigiani di lavorare. Il punto focale che deve essere chiaro qual è? È che come associazione stessa stiamo cercando di difendere una posizione importante, e cioè che l'artigiano non deve avere in più, non gli devono essere creati evidentemente dei problemi in più per riscuotere il credito. Io sento qualche microfono attivo però, non so se potete spegnerli tutti così. Ecco, grazie, a posto. Stavo dicendo, quindi non preoccupatevi, nel senso che l'obiettivo deve rimanere sempre quello, il massimo raggiungibile, cioè maggiori commesse per voi, sicuramente non maggiori problemi per riscuotere i soldi che meritate per un lavoro condotto a regola d'arte, che è la vostra caratteristica principale. Io dico sempre, l'artigiano non può essere trasformato in un intermediario finanziario, non deve essere materia di sua competenza quella del trasferimento dei crediti d'imposta, dei finanziamenti, a che tasso, a che importo e così via. Quindi l'obiettivo, a mio modo di vedere, ma immagino lo condividiate, deve essere sempre quello di facilitare la vostra attività e di far sì che sia resa giustizia, ripeto, a quello che fate con un incasso nei termini ordinari. Va bene? Poi se ci sono degli strumenti, come adesso vedremo, che vi agevolano, ripeto ancora, nell'acquisizione di commesse, ben venga. Allora, che cosa abbiamo fatto di conseguenza dopo che a Natale si è bloccato, diciamo così, lo sconto in fattura come era previsto? Abbiamo detto, va bene, proviamoci, però creiamo la possibilità che questo credito venga ceduto alle banche. Quindi coinvolgiamo gli istituti di credito o tutti coloro che possono aver bisogno di queste detrazioni. Allora, a quel punto, lo stesso artigiano potrà cedere a sua volta questi importi, ottenendo evidentemente il denaro che a monte, diciamo così, aveva previsto per realizzare la commessa. Bene, fatta questa premessa, il decreto rilancio ha subito delle modifiche in fase di conversione, va bene, è stato convertito a metà luglio, come vedete, e di conseguenza il discorso che faremo riguarderà sia il testo inizialmente previsto che le modifiche già assorbite anche dalla guida dell'Agenzia delle Entrate che avete visto già uscire più di qualche giorno fa. Bene, allora partiamo con, poi se avete domande, come diceva anche Valeria, me le ponete e cerchiamo di rispondervi. Dunque, scusate ma io ho lo schermo da rimpicciolire per forza di Go Meeting, perché se no, ecco, bene. Allora, dicevo, quali sono gli interventi che creano la possibilità di ottenere una detrazione maggiorata al 110%? Sono sostanzialmente di due tipi, tre, se includiamo anche una distinzione fra tipi di unità immobiliari su cui poterne beneficiare. Allora, innanzitutto deve potersi parlare di interventi di isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali e inclinate. Le scritte, i colori delle scritte, il fucsia in particolare, l'ultimo che vedete,
è legato alle ultime novità introdotte con la conversione in legge del decreto rilancio, va bene? Quindi questa, ripeto, è la versione definitiva. Queste sono regole già attuabili, già in vigore, va bene? Quindi se io faccio un intervento sull'isolamento termico che riguardi evidentemente le superfici verticali oppure i tetti orizzontali o inclinate, va bene? E se interessano l'involucro dell'edificio per un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, tanto per capirci di cosa stiamo parlando, del cappotto termico, vi ho scritto qua degli esempi, delle coperture, dei pavimenti verso locali non riscaldati, eccetera, eccetera. Questi sia in condominio, quindi sia su parti comuni, che su edifici unifamiliari, quindi indipendenti, va bene? Quindi questo è un primo intervento che io ho chiamato con la lettera A, tanto per fare ordine. Poi ho un altro tipo di intervento, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, va bene? Quindi io prendo l'impianto di climatizzazione invernale che ho e lo sostituisco, va bene? Con che cosa? Se parlo di condominio, evidentemente l'impianto nuovo deve essere centralizzato per il riscaldamento, il raffrescamento, la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, ma che in questo caso raggiunga almeno la classe A di efficienza, o a pompa di calore, va bene, o basato sulla microcogenerazione, o è stato aggiunto in sede di conversione a collettori solari, oppure per le città dove è previsto il sistema di teleriscaldamento, la possibilità dell'allaccio appunto a questi sistemi comunicanti, va bene, in comunione, che per alcune città appunto sono stati già messi a punto. Se invece parlo di interventi su edifici unifamiliari, va bene, così come anche su unità che sono comprese in edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti, di che cosa parliamo? Delle villette a schiera, ok? Quindi case singole oppure villette a schiera, allora devo fare che cosa per avere 110 sostituendo gli impianti di climatizzazione invernale? Ci devo montare un impianto sempre per il riscaldamento, il raffrescamento, fornitura di acqua calda, che può essere anche a condensazione, purché in classe A. In un primo momento la condensazione l'avevano esclusa, adesso quindi anche a condensazione in classe A, oppure a pompa di calore o basato su impianti ibridi o geotermici. Ancora microcogenerazione o caldaie a biomassa con prestazione almeno pari quello che vedete. Poi è chiaro che sono elementi che un termotecnico sa definire evidentemente meglio del sottoscritto. Oppure ancora l'allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficiente. Questa slide, questo prospetto ce lo dobbiamo fissare in mente perché sono questi 2/3 interventi che sono considerati trainanti. Quindi se io non faccio almeno uno di questi interventi, il 110% non ce l'ho, non ce l'avrò. Ok? Bene, allora, su che cosa posso contare a livello di limiti di spesa ammessi? Anche questi sono stati rivisti, nel senso che sono stati divisi in base al tipo di intervento che faccio. Quindi se parlo di cappotto, ad esempio di isolamento termico, la spesa massima agevolabile è 50.000 euro per singola unità, 40.000 per condomini composti fino ad 8 unità, 30.000 per edifici composti da più di 8 unità, va bene? Quindi 50, 40, 30, sempre per il numero di unità immobiliari, quindi non è che 30.000 euro per tutto il condominio fatto di 20 appartamenti, no, 30.000 per 20, ok? Quindi ci stiamo alla grande, a mio modo di vedere. Poi, per l'altro tipo di intervento agevolabile al 110%, ho dei limiti diversi. Allora, massimo 20.000 euro, sempre per il numero di unità immobiliari per gli edifici fino a 8 unità, oppure 15.000 euro scende man mano che aumentano, come vedete, il numero di unità immobiliari, va bene? Quindi per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione i limiti sono 20 e 15, va bene? Quindi per la singola unità sono 20.000.
Ancora, sempre in termini di limiti di spesa, ok? Su edifici unifamiliari, no, allora quello che vi ho detto prima, come avete visto, era per le unità fino a 8 o oltre le 8. Per gli edifici unifamiliari, comprese anche le villette a schiera, la spesa massima ammissibile è, come vedete, di 30.000 euro, va bene? Per questo tipo di interventi, ok? Poi questi prospetti sono disponibili anche dalla guida, si evincono anche dalla guida che ha composto l'Agenzia delle Entrate. Eventualmente vi metto a disposizione anche questo materiale, poi non è un problema. Ancora, se invece faccio degli altri interventi unitamente a quelli che ho appena descritto, sempre di efficienza energetica, quindi facciamo un esempio, sostituisco i serramenti, va bene, anche questi, se mi aiutano a raggiungere l'obiettivo di cui adesso vi parlerò, allora possono godere del 110% insieme ai due trainanti. In questo caso il limite di spesa è indipendente. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se io faccio il cappotto nella speranza di avere la detrazione del 110% e ci aggiungo anche il rifacimento degli serramenti, ad esempio, allora io avrò il limite di spesa da rispettare per il cappotto, che è quello che abbiamo visto prima, e il limite di spesa per i serramenti, che è il classico limite di spesa per questo tipo di intervento, cioè 60.000 euro per unità immobiliare, va bene? Quindi non dobbiamo preoccuparci di stare dentro al tetto di un unico intervento, ma abbiamo la cumulabilità dei tetti di spesa. Ok, poi ancora limiti ordinariamente previsti per il tipo di intervento nel momento in cui l'intervento di efficienza energetica viene eseguito su edifici che sono sottoposti ad almeno un vincolo previsto per i beni di interesse storico e del paesaggio. Quindi parliamo di quei, per quello che vi interessa, di quegli edifici che sono situati nei centri storici o che sono sulle rive di un fiume, insomma in posti che sono praticamente soggetti a vincoli paesaggistici e storici. In questo caso, vi sto anticipando una cosa che adesso vi spiego anche meglio, la conversione in legge del decreto rilancio ha previsto che questi edifici potranno comunque ottenere il 110% anche non facendo interventi di efficienza energetica come quelli visti nella prima slide, cioè di isolamento termico o di trasformazione, di sostituzione dell'impianto di riscaldamento, di climatizzazione invernale, va bene? Ma anche altri tipi. Adesso vi spiego meglio, perché altrimenti rischiamo di confonderci. Andiamo avanti. Quali sono gli edifici e di conseguenza poi vediamo i soggetti che possono beneficiare della detrazione del 110%? Allora, abbiamo detto condomini e di conseguenza condomini, va bene? Bene, quindi le unità comprese in edifici che hanno evidentemente delle parti in comune. Le persone fisiche, ma non nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ok? Per le singole unità immobiliari, anche non adibite ad abitazione principale. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che io, che sono proprietario o possessore di due abitazioni, la mia principale e l'altra in montagna, posso fare l'intervento di efficienza energetica auspicando in un 110%, puntando al 110%, sia sulla prima casa, sull'abitazione principale, che sulla casa in montagna, va bene? Quindi in fase di conversione è stato tolto anche questo paletto. Inizialmente si era detto solo sull'abitazione principale, invece poi è stata ancora allargata il ventaglio di possibilità, consentendo a ciascuno di noi alla fine di poter fare questi interventi sia sulla prima casa, sull'abitazione principale, scusate, che sulla casa a disposizione, sulla seconda casa affittata e così via. Va bene? Al massimo però, come vedete, per due unità immobiliari.
Poi ancora gli istituti autonomi per le case popolari, le cooperative di abitazione, le onlus, altri istituti come vedete che si occupano di volontariato, le associazioni, le società sportive dilettantistiche, ma solo per i lavori sugli immobili adibiti a spogliatoio. Quindi, come vedete, non rileva più la destinazione d'uso dell'immobile. Questo voglio dirvi, quindi abitazione principale oppure seconda casa data in affitto o destinata alla villeggiatura, non importa. Chi resta fuori? Il professionista o le imprese, va bene? A meno che l'immobile per il quale intendano beneficiare del 110% non sia compreso in un condominio. Ok, quindi se l'ufficio del professionista è all'interno di un condominio, è un'unità che fa parte di un condominio, allora beneficiando il condominio del 110% sui lavori, ad esempio, che ha eseguito per il rifacimento del cappotto, rientrerà anche lui, va bene, nel 110%. Detto questo, quando finisce questo regime di super bonus? Allora, è ammesso per le spese sostenute, come leggete, tra il 1° di luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Poi Fraccaro, il sottosegretario, parla già di un'estensione, ve lo dico, ve lo anticipo, l'avete letto probabilmente, fino al 2023 di questa misura. Più che altro perché rischiamo di fare un po' come il bonus facciate, che è stato introdotto quest'anno, ma per la sventura che tutti abbiamo condiviso non è ancora di fatto partito. Quindi 31 dicembre per dei lavori importanti, voglio dire, soprattutto in ambito condominiale, è dopodomani. Quindi se siamo interessati, poi me lo direte anche voi, dobbiamo puntare sull'allargamento delle tempistiche. Ecco. Poi ancora, in quanti anni sfrutto questo 110%? In 5 anni, va bene? Quindi divido la detrazione in 5 anni. Ok. Cominciamo con i paletti. Hanno detto e ribadito che i materiali utilizzati per l'isolamento devono rispettare i CAM, praticamente, i criteri ambientali minimi, ok? Che sono quelli previsti dal decreto del 2017 del Ministro dell'Ambiente. Quindi da quello che mi risulta non sono materiali difficilmente trovabili sul mercato, però è anche vero che tutto sommato non sono neanche i materiali che ordinariamente vengono utilizzati. Poi ripeto, un termotecnico o comunque un ingegnere a questa domanda, o voi stessi evidentemente installandoli, saprete rispondere meglio di me. Detto questo, ancora le casaschiera, l'abbiamo detto, sono ammesse al beneficio. Ancora altre novità dalla conversione: sono stati esclusi gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9. Bene, novità, attenzione, fate attenzione a questo aspetto, anche nella demolizione con ricostruzione io posso avere il 110% se nella ricostruzione appunto faccio ad esempio il cappotto termico che prima non c'era. Quindi questa è una novità importante. Ok, ecco quello che vi stavo dicendo prima riguardo agli edifici soggetti a vincoli di natura paesaggistica o di natura storica. Allora, che cosa è previsto? Per questi edifici evidentemente non tutti gli interventi di efficienza energetica sono realizzabili, perché facciamo l'esempio dell'immobile, della casa che è in centro storico, il comune non permette tante volte di fare un cappotto esterno. Allora, per non diciamo così appesantire, per non pregiudicare questo tipo di interventi anche per gli immobili siti nei centri storici, è previsto che anche gli altri interventi di efficienza energetica vedano la detrazione incrementata al 110%. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se io semplicemente, tra virgolette, sostituendo le finestre, gli infissi, i serramenti e la caldaia,
dell'immobile sito nel centro storico riesco ad avere il salto di 2 classi energetiche, ok? Allora, rispettando quindi tutti i requisiti minimi, allora avrò il 110%, ok? Se paradossalmente anche solo con la sostituzione degli infissi riuscissi ad avere questo salto di 2 classi, allora sugli infissi, che normalmente, lo sapete, sono agevolati al 50%, avrei il 110%, va bene? Quindi questo è un passaggio completamente nuovo, riservato, ripeto, per evitare di penalizzare determinati soggetti, a coloro che sono in possesso di un immobile che è soggetto a vincoli paesaggistici o di carattere storico. Bene, allora, che cosa devo soddisfare? Perché ormai ne avete sentito parlare in ogni dove, per avere il 110%. Per avere il 110% io devo avere, con l'intervento che realizzo, il salto di almeno 2 classi energetiche. Va bene? Quindi il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, oppure la massima raggiungibile, ok, dimostrabile con l'attestato di prestazione energetica pre e post intervento. Chiaro? Ok, quindi qua che cosa vi dico? Vi dico quello che vi ho anticipato prima, e cioè sostanzialmente che io il salto delle 2 classi energetiche lo posso avere anche guardando al complesso dei lavori. Quindi se non lo raggiungo esclusivamente col cappotto, ma aggiungendo al cappotto anche la sostituzione dei serramenti, perfetto, allora io valuto il complesso dell'intervento, quindi avrò il 110% sia sul cappotto che sui serramenti che ho sostituito. Va bene? Enzo, posso farti una domanda? Perché Sì. stanno arrivando delle domande. Quando tu dici il complesso del bonus del 110% va automaticamente abbinato alla detrazione in 5 anni, cioè quella è intoccabile. Certo. Dove c'è il bonus del 110% resta la detrazione nei 5 anni in automatico. Sì. Ok, grazie. Sì, sì. Quindi se io faccio cappotto termico e serramenti, ho il 110% su tutte e due queste spese, ovviamente in 5 anni. Perfetto. Ok, quindi a questo punto io provo a fare un po' di sintesi. Quando è che mi spetta il 110% da dividere in 5 anni? Allora, se faccio gli interventi trainanti che abbiamo detto prima e abbiamo chiamato A o B, quindi vado di isolamento termico oppure vado di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale. Ancora, quando a questi due, vedete, ci eseguo congiuntamente altri interventi di efficienza energetica, quindi infissi, schermature solari, eccetera. Altra casistica, quando insieme sempre ai 2 interventi trainanti, quindi isolamento termico o sostituzione degli impianti di climatizzazione, ci aggiungo anche un impianto solare fotovoltaico con relative batterie aventi, io vi ho scritto specifiche caratteristiche, poi ovviamente per chi è interessato possono anche essere approfonditi questi aspetti. Ancora 110% per l'intervento trainante A o B e l'installazione contestuale delle colonnine, di una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici. Altra casistica ancora, interventi A e o B, quindi quelli trainanti, più varie combinazioni di questi 3 che vi ho appena detto, ok? Nel senso che io posso avere il 110% se faccio isolamento termico, mi sostituisco gli infissi, faccio l'impianto fotovoltaico e ci appiccico anche la colonnina per la ricarica di veicoli del veicolo elettrico, va bene? Quindi su tutti questi, che è una combinazione ancora diversa come vedete, posso avere il 110%. 110% anche su sisma bonus, va bene? Quindi gli interventi per la riduzione del rischio sismico. Infine 110% su sisma bonus unito a impianto solare fotovoltaico e relative batterie. A proposito del fotovoltaico, avrete notato una cosa da questo schema, che non è mai da solo.
Quindi io il 110% sul solo fotovoltaico non ce l'ho. Ok? Deve essere abbinato ad uno dei due che vi ho fatto vedere. Poi, questo l'abbiamo già detto, riguardo ai pannelli fotovoltaici e colonnine per la ricarica di elettricità abbiamo dei limiti particolari, va bene? 48.000 euro, comunque con un vincolo di spesa. Questi vincoli sono rimasti, poi parlando con dei tecnici mi dicevano comunque che sono congrui, sono accessibili, insomma, ecco, come spese, come limiti sono ben parametrati. Anche in questo caso il 110% si ottiene in abbinata, ve l'ho detto, ok? L'energia non autoconsumata va per forza ceduta gratuitamente in favore del GSE, quindi ci sono dei paletti comunque interessanti, così come per le colonnine di ricarica elettrica, dei veicoli elettrici, scusate, 3.000 euro di spesa massima ammessa, 110 solo se lo abbino sempre agli interventi tipo A o B. Oltre a questo, scusami, sì, allora sono arrivate delle domande che conviene che facciamo subito prima di andare avanti. sì. La leggo. Allora, è confermato che anche per le unità immobiliari singole sia sufficiente sostituire gli impianti di climatizzazione invernale anche a condensazione, non solo a pompa di calore? O c'è Sì. una distinzione? No, è stato chiarito anche col decreto Confermato. rilancio, con la conversione è stata inclusa, ve l'ho detto all'inizio, anche questa possibilità. Ok, una seconda domanda. Nel caso di una casa singola in cui abitano due nuclei familiari, un unico civico che però non ha la distinzione AB, quindi è un civico unico, c'è un'entrata pedonale sola, un'entrata a garage unica, però è una bifamiliare. Si considera unifamiliare o una villetta a schiera? Al catasto gli accantonamenti sono A2, A3 e C6. Quindi sono catastalmente indipendenti, diciamo così. Sono catastalmente indipendenti ma al lato pratico unici. Ma Forse sono converrebbe fare la l'ingresso. distinzione del numero civico prima in comune con A e B, detta così, o no? Vabbè, ma oddio, ci sono edifici che hanno già due numeri civici eppure sono un'unica unità, quindi non è quella la discriminante Quindi fa secondo fine il me. catasto, secondo te? Beh, allora, là l'ingresso è indipendente perché me l'hai detto, ma non L'ingresso è ricordo. unico. Entrata Ok? pedonale unica, entrata in garage unica, però di fatto è una bifamiliare, quindi con Io impianti credo, divisi e tutto. no, io credo che non rientri nel 110, nella possibilità. Ok. Quindi loro farebbero, ad esempio, cosa? L'isolamento termico, il tetto che hanno in comune, cosa farebbero? Alessandro Vabbè, Tonoli, intendo, lo casomai possiamo anche approfondiamo approfondire, Valeria, lo possiamo anche sì. approfondire poi, Prendo non è un nota e problema. poi facciamo sapere direttamente, grazie. Sì. Posso andare avanti? Prosegui pure, non ci Ah, sono domande, vai no, vai. perfetto. Allora, riguardo alla riduzione del rischio sismico, quindi gli interventi sisma bonus, come vedete, rientrano anch'essi nell'estensione a 110, ok? Sempre per le spese sostenute tra il 1° di luglio e il 31 dicembre 2021. Mi soffermo un secondo sul sostenute perché si deve parlare quindi di bonifico e seguito, d'accordo? Quindi dal 1° di luglio in poi. Quindi non c'entra il discorso lavoro cominciato prima, lavoro cominciato dopo, le spese devono essere sostenute dal 1° di luglio 2020. Ok? Poi c'è tutta una serie di sfaccettature su quando iniziare i lavori, se devono essere ancora iniziati o se sono già iniziati, ma non sto qui ad approfondirli perché poi sono casistiche del tutto particolari. Va bene, allora, cosa hanno previsto collegato al sisma bonus? La possibilità di detrarre dalle spese che normalmente portate in detrazione con la vostra dichiarazione dei redditi, col vostro 730, anche la polizza
assicurativa verso il rischio sismico, quindi detraibile per il 90%. Ok? Bene, allora il salto del 110 per quanto riguarda il sisma bonus non ce l'ho se mi trovo in zona sismica 4. Ok? E ci sono di immobili in zona sismica 4 anche in Veneto. Poi vado veloce perché andiamo subito sul discorso di cessione del credito e sconto in fattura, che magari vi stuzzica anche di più. Allora, a questo punto la grande novità che ha introdotto il decreto rilancio è questa qui: la possibilità di cedere, di sfruttare la detrazione classica che conoscete attraverso la cessione della stessa a chi ha fatto i lavori oppure a chiunque ne abbia interesse, va bene, o la possibilità di ottenere uno sconto in fattura da parte di chi ha eseguito i lavori, quindi l'artigiano in primis. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle detrazioni normalmente legate al recupero del patrimonio edilizio, quindi senza parlare difficile, i lavori, dico io, di manutenzione straordinaria, quelli che fate quando vi chiedono di rifare il bagno di casa. Quello è un intervento di manutenzione straordinaria. Quindi anche per quel tipo di intervento c'è la possibilità che a voi artigiani il committente dica: ti interessa avere la detrazione del 50% che solitamente mi spetta facendo quel lavoro? Oppure vi potrà chiedere: mi fai il cosiddetto sconto in fattura pari alla mia detrazione? Okay? Quindi sono domande che quasi sicuramente, probabilmente vi sono state già poste e vengono appunto da questo decreto rilancio che ha introdotto questa grande novità. Quindi, andando al dunque, per la maggior parte, poi vi faccio vedere solo cosa resta fuori, per la maggior parte dei lavori che avete seguito fino adesso legati al comparto casa, quindi all'efficienza energetica, piuttosto che al recupero del patrimonio, quindi manutenzione straordinaria e così via, addirittura alla ordinaria in condominio, c'è la possibilità di parlare di cessione del credito o di sconto in fattura. Va bene? Quindi per tutti questi interventi che vedete qui elencati è cambiata la storia, nel senso che, ripeto, il committente beneficiario può scegliere se utilizzare la detrazione come ha sempre fatto nella sua dichiarazione dei redditi, oppure venirvi a stuzzicare dicendo: io ti cedo il mio credito d'imposta, va bene, relativo alla mia detrazione, per un ammontare pari alla detrazione stessa, appunto, oppure ancora ti chiedo di farmi lo sconto sul corrispettivo fino a concorrenza dell'importo stabilito. Facciamo un esempio su quest'ultima casistica, anche se dopo la vediamo nel dettaglio. Se io faccio un lavoro di manutenzione straordinaria, rifaccio il mio bagno spendendo 10.000 euro, va bene, mi rivolgo all'artigiano che ha fatto i lavori e dico: senti, fammi, o almeno ti chiedo di farmi lo sconto sui miei 10.000, va bene, pari a, il massimo ovviamente a 10.000, ma concedendoti quindi la mia detrazione, che sull'intervento di rifacimento del bagno sappiamo essere il 50%, quindi facendoti portare a casa il 50% della spesa, 5.000 euro praticamente sotto forma di credito d'imposta. Chiaro? L'importo massimo, chiariamo questo aspetto, è quello del corrispettivo pattuito, quindi non è detto che sia pari, anche perché possiamo ben capire tutti che se io faccio un lavoro di 10.000 non posso fargli lo sconto di 10 e portarmi a casa un credito d'imposta di 5, no? Avrei scritto in fronte qualcosa di brutto probabilmente. Quindi noi potremmo fare 10
corrispettivo pattuito, 5 con bonifico tradizionale, 5 sotto forma di credito d'imposta. La butto lì, ovviamente, però è giusto per farvi capire il meccanismo, va bene? Ancora, questo discorso di scegliere quindi della cessione del credito o di sconto sulla fattura può essere fatto anche per stadi di avanzamento dei lavori. Quindi vi è data anche facoltà di scegliere se spezzettare il lavoro, cosa che magari nella pratica fate già, ok? Benissimo. Per ciascuna di quelle fatture, per ciascuno di quei SAL, voi potrete decidere se cedere, se avere in cambio lo sconto, scusate, il credito d'imposta, oppure se cedere lo sconto sulla fattura. Ok? Quindi su un lavoro complessivo di 15.000 può essere che voi diciate bene, lo dividiamo in 3, sulla prima tranche ti faccio lo sconto in fattura, sulle altre 2 no. Ecco, quindi c'è questa ulteriore possibilità. Poi in ogni caso i SAL non possono essere più di 2 e per ciascuno non posso andare oltre al 30% dell'intervento, chiaro? Quindi dovrei fare 30-30 al massimo e 40 poi alla fine. Ok, quindi nel caso in cui il committente decida di trasformare la detrazione in credito d'imposta, va bene, cosa può fare? Può cederlo a terzi. Questi terzi chi sono? Possono essere l'artigiano che ha eseguito lavori, può essere il fornitore dell'artigiano di materiale, può essere anche la zia del committente, può essere una banca. E qui è la novità di cui vi dicevo all'inizio, va bene? Ora, su questo aspetto io vi devo dire praticamente come stanno le cose e come stiamo lavorando anche come associazione. Tutto o molto è legato alle tempistiche. È legato alle tempistiche di disponibilità del credito d'imposta, ok? Perché un conto è dire io ho fatto i lavori a luglio, va bene? Mi sono messo subito d'accordo di portarmi a casa, io artigiano, metà in credito d'imposta, però non avendo percepito i soldi per quella metà, io questo credito d'imposta lo devo avere almeno disponibile da subito. Non posso aspettare un anno, per esempio, giusto? Quindi capite che è fondamentale anche vedere cosa si riuscirà ad ottenere dal Ministero e dall'Agenzia delle Entrate con i decreti che ancora mancano e che devono essere partoriti a giorni praticamente. Noi ovviamente abbiamo chiesto, pensando di agevolarvi in tutto questo meccanismo, di ottenere il credito d'imposta dal mese successivo. Ovvio. È chiaro che... Scusami, sì. mi inserisco un attimo in questo ragionamento perché il tema banche ovviamente è molto sensibile. Oltre all'azione lobbistica che Confartigianato porta avanti sul piano regionale e nazionale, ovviamente per questi decreti attuativi che ancora non escono, stiamo anche dialogando con gli istituti di credito, con tutti i più grossi gruppi bancari, i quali ci dichiarano di essere pronti con dei pacchetti anche laddove non si riuscisse con i decreti attuativi ad andare pienamente incontro all'imprenditore. Si dichiarano insomma pronti con dei pacchetti di supporto insomma per l'anticipo anche della liquidità a sostegno dell'artigiano e degli imprenditori. Ovviamente finché non escono i decreti attuativi anche le banche non rendono pubblico banalmente il listino dei prezzi di queste operazioni o comunque il tipo di servizio che mettono in campo, però noi saremo immediatamente pronti con un successivo seminario nel quale metteremo anche in termini comparativi le banche di fronte a queste offerte che dichiarano di avere pronte. Quindi ecco, questo è un tema caldo, sensibile e che fa la differenza su questo tema.
e su cui vorrei essere molto chiara, si sta lavorando sia da un punto di vista politico sia proprio da un punto di vista territoriale per stringere degli accordi a favore dei nostri associati di Confartigianato. Grazie. Sì, grazie a te Valeria per la precisazione, anche perché è fondamentale questo, è un nodo fondamentale in quanto parliamo di aspetti legati alla gestione finanziaria delle imprese. È per quello che si è tentato, si è riusciti poi a farlo, fra l'altro, di spostare in avanti, di eliminare il problema così definito almeno l'anno scorso dello sconto in fattura. Adesso, con la possibilità di cedere questi crediti d'imposta anche agli istituti di credito, le questioni si mettono in maniera diversa. L'ho detto all'inizio, lo ripeto, l'obiettivo, a mio modo di vedere, al nostro modo di vedere, deve essere sempre quello comunque di non complicare la vita degli artigiani, ma agevolarli e metterli davanti alla possibilità di acquisire più lavori, questo sì, cosa che si spera venga generata da questa misura shock, perché di fatto un 110% insomma è difficile che sia ripetuto per un numero illimitato di anni. Bene, detto questo, che cosa possiamo dire? Cos'è che, ricapitolando, ancora regge sotto il punto di vista della richiesta della cessione del credito dello sconto sul corrispettivo? Cioè, quali sono gli interventi per cui non può essere chiesta la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo? Allora, banalmente l'acquisto e la costruzione di box auto rimane al 50%, quello è, nessuno vi potrà chiedere di fare lo sconto in fattura, così come l'adozione di misure antisismiche per chi si trova in zona sismica 4 e poi eccetera eccetera, le recinzioni, le casseforti, quindi tutti gli interventi per prevenire gli atti illeciti. Così come vi faccio vedere qui, resta fuori il bonus mobili e il bonus giardini, quindi sono due bonus che non rientrano nella possibilità di cedere il relativo sconto, il relativo credito, o di chiederne lo sconto sul corrispettivo. Bonus mobili, bonus giardini. Se parliamo di sconto sul corrispettivo, quindi sono due cose distinte, va bene? Una è la cessione del credito, l'altra è lo sconto sul corrispettivo. Nel caso di sconto sul corrispettivo, quindi vuol dire che voi fate una fattura riportando anche lo sconto che avete concesso, allora che cosa bisogna dire? Funziona così: il committente beneficiario avrà uno sconto massimo del 100% del corrispettivo dal fornitore che gli ha effettuato gli interventi. Ok? Quindi l'esempio di prima, 10.000 costa l'intervento, lo sconto massimo a cui lui può ambire ovviamente è il 100% dell'importo del corrispettivo, quindi 10.000 nell'esempio. Voi che avete fatto gli interventi, il fornitore che ha effettuato gli interventi, che cosa ottiene in cambio? Un credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante. Ok? Quindi se io ho fatto un intervento per il quale beneficio del 110%, prendendo sempre i 10.000 euro di esempio, ok? Posso anche concedere il 100% di sconto, quindi dire di 10.000 non mi dai niente, ma mi porto a casa 110 di credito d'imposta, ok? Che posso poi negoziare con chi voglio, banche comprese. Probabilmente in quella fase la banca dirà: sì, amico mio, ma io non posso darti 11.000 euro per portarmi a casa il tuo 11.000 euro di credito d'imposta. Facciamo che ti do 10 e mi tengo io 1.000 per commissioni, per l'intermediazione, quello che vogliamo. Ora, l'obiettivo dell'artigiano è quello che vi ho detto prima, è non portare a casa 9, ok? Perché evidentemente il suo preventivo e la sua
diciamo così, la sua intenzione era quella di portare a casa, insomma, di essere pagato per 10.000, non per meno. Quindi quello deve essere l'obiettivo finale di tutta l'operazione. Quindi l'artigiano a questo punto, che ha concesso lo sconto sul corrispettivo, l'abbiamo già anticipato, ma cosa può fare? Può dire, beh, io con questi 11.000, con questo 110% di credito d'imposta, sapete che faccio? Pago i contributi dei miei dipendenti, quindi tutto sommato, se me lo danno, adesso vedremo cosa dirà l'Agenzia delle Entrate, sperando che accolga appunto anche le nostre osservazioni. Se me lo danno entro il mese dopo, mi va bene lo stesso, tutto sommato. Anziché tirare fuori i soldi dei contributi, uso il credito d'imposta. Va bene? Perfetto. Oppure, abbiamo detto, posso cederlo a terzi, banche comprese. Va bene? Ok, attenzione a due aspetti fondamentali. Il credito d'imposta, che io artigiano per esempio ho pensato di portarmi a casa, poi va spacchettato, va suddiviso negli stessi anni con cui era previsto che venisse suddivisa la detrazione. Quindi 110% ad esempio in 5 anni potrò usarlo, ok? Non tutto in un anno. Quello di competenza dell'anno che io non utilizzo nell'anno perché magari non ne ho bisogno, va perso, non posso chiederlo al rimborso. Ok? Quindi pensiamo ad un lato negativo, no? Ad un rovescio della medaglia. Per i lavori fatti a dicembre, no? O meglio, per i lavori fatti a novembre, non prendiamo proprio il caso limite, ma il lavoro fatto a novembre, se dovesse essermi concessa la possibilità di usare il credito d'imposta dal mese successivo, va bene? Nel caso di incapienza, perché per quello che devo versare a dicembre mi è più che sufficiente il credito d'imposta, va bene? La differenza rischio di perderla. Non so se mi avete seguito, va bene? Spero di sì, poi magari mi fate qualche domanda se non sono stato chiaro. Ok, le carte da produrre, la documentazione da produrre per avere il 110%. Io ve l'ho divisa in base al tipo di intervento, però vi faccio una premessa. In fase di conversione, quindi ultimamente, hanno stabilito che anche solo per parlare, diciamo così, di 110%, quindi anche se volessi solo sfruttare per la mia dichiarazione dei redditi il 110%, devo procurarmi l'asseverazione dell'efficienza energetica e di congruità della spesa che redige un tecnico abilitato, va bene? Quindi questa è una cosa nuova, Diciamo, è una cosa nuova. Scusa Enzo, perché mi sono sentita oggi col collega Trevisani. Ovviamente sì, possiamo farlo come con le società di servizi delle nostre associazioni, ma anche su questo si sta cercando di trovare, come dire, un sistema per superarlo, perché andiamo ad asseverare un qualcosa che è già certificato da un tecnico, quindi è un aggravante, diciamo, di burocrazia. Comunque tecnicamente le società di servizi delle associazioni sono in grado di fare questa cosa, così come altri tecnici esterni alle associazioni, ecco. Quindi su questo si sta cercando, perché ho sentito il collega poco fa, di trovare un sistema per renderla un po' più veloce questa parte, ecco, perché adesso ti faccio finire, ma gli interventi tecnici pre e post lavoro non sono da poco, ecco. No, no, non sono da poco, ma poi Valeria, mi fa piacere insomma di questa tua osservazione, perché ci sono anche dei discorsi collaterali, no, che vengono avanti, cioè io l'asseverazione post intervento la posso avere, come dice la parola stessa, a chiusura dell'intervento, non prima. Di conseguenza c'è il rischio che questo influenzi ovviamente anche le tempistiche di sfruttamento poi del credito d'imposta, che sorge sicuramente dopo che si è acquisita l'asseverazione. Ok? Quindi sono aspetti che stiamo cercando di limare per rendere quanto più agevole possibile tutta la procedura, questo bisogna dirlo. Bene, allora serve quindi l'asseverazione che va trasmessa all'Enea, anche solo, ripeto, parlando banalmente di detrazione del 110% da sfruttare in maniera tradizionale nella
propria dichiarazione dei redditi. Riguardo a questa asseverazione, che cosa bisogna dire? Allora, se si divide il lavoro in stato di avanzamento, allora per ogni stato di avanzamento deve essere redatta: se ho deciso di cedere il credito d'imposta corrispondente o di chiedere e ottenuto lo sconto in fattura sempre per quel SAL, va bene? Quindi se non si parla di questo discorso di cessione o di sconto, allora non serve quando parlo di stato avanzamento lavori. Poi, questa asseverazione cosa deve certificare? Anche la congruità della spesa. Quindi il tecnico deve dire sì, effettivamente per rifare il cappotto la spesa prevista, va bene, è congrua, è opportuna, quindi io il mio timbro lo metto. Allora, è addirittura d'arrivo ormai il decreto del Mise, uno dei pezzi mancanti, okay, che disciplina proprio questo aspetto, quindi i prezzi possibili, le tariffe attuabili. Per ora dicono potete basarvi su quello che dice la Camera di Commercio o banalmente il mercato del luogo dove vengono eseguiti i lavori. Ok, poi ancora in base al tipo di intervento vi dico che carte, diciamo così, che documentazione bisogna produrre. Allora, sempre vedete scritto in cima se parlo di credito d'imposta ceduto oppure di sconto sul corrispettivo. Quindi se facciamo l'esempio del bagno, il mio committente dice guarda rifammi il bagno perché mi sfrutto le detrazioni nella mia dichiarazione, allora tutto questo discorso non serve, va bene? Se invece questo soggetto dice la detrazione per la manutenzione straordinaria che ho fatto in bagno io te la cedo, allora bisogna parlare di documentazione da produrre. Bene, quindi nel caso di recupero del patrimonio edilizio abbiamo bisogno del visto di conformità a cui accennava Valeria appunto sulla documentazione relativa, quindi è qualcosa in più, è il visto che rilascia, come diceva Valeria, l'associazione evidentemente potendo, oppure un professionista, commercialista o consulente del lavoro e così via, sulla documentazione, va bene? Quindi è necessario per avere la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo. Così come sono necessari per il 110% in sostanza sia il visto di conformità che l'asseverazione, va bene, dell'efficienza energetica e di congruità della spesa. Ancora un altro tipo di intervento: se faccio interventi di riduzione del rischio sismico, quindi sisma bonus, cosa mi serve? Mi serve il visto di conformità, mi serve l'asseverazione, anche in questo caso, di efficacia dell'intervento e di congruità della spesa. Quindi, come vedete, io ho cercato di schematizzarvi un po'. Qua Sì. ho delle domande. Nel caso in cui i pagamenti fossero a stato avanzamento lavori, ogni fattura di stato avanzamento lavori necessita di questa documentazione? Sì, se voglio parlare di sconto in fattura e di cessione del credito, sì. Ok, perfetto. Quindi Katia Marogna abbiamo risposto. Sì. Avanti. Poi bonus facciate, ve lo ricordate il bonus facciate, il 90%, tanto bello. Anche il bonus facciate può essere ceduto o può essere chiesto lo sconto sul corrispettivo. Quindi serve anche qui il visto di conformità. Ripeto, mi raccomando, sempre se parlo di cessione del credito o di sconto. Se voglio sfruttare per i fatti miei il 90%, non ho bisogno di visti. Ancora, questa è una combinazione: se faccio 110%, quindi il cappotto più il bonus facciate, ok? Quindi dipingo anche quello che ho messo, va bene? Ho il 110%, il 90% evidentemente, visto di conformità più asseverazione, ok? Dovrebbe essere l'ultimo: l'installazione di impianti fotovoltaici o delle colonnine per la ricarica, visto di conformità. Ok, l'opzione
va comunicata telematicamente all'Agenzia delle Entrate, quindi lo può fare l'intermediario. Lo può fare l'intermediario e le spese per tutta questa documentazione possono essere incluse nella detrazione. Allora, qualcuno si chiede, ma la responsabilità di questa documentazione o della bontà del credito d'imposta chi se la prende? Allora, se la prende il committente o beneficiario iniziale. Quindi se voi siete esclusivamente i soggetti che hanno fatto da tramite, ad esempio, per la cessione del credito alla banca, o siete coloro che hanno deciso di sfruttare già direttamente il credito d'imposta acquisito, bene, non avrete responsabilità se non ovviamente riguardo all'utilizzo improprio del credito d'imposta. Cioè, che cosa vuol dire? Se voi ricevete 5.000 e ne utilizzate 10 dicendo che sono sempre gli stessi, è un problema a questo punto che create voi. Ma sulla bontà della detrazione e del credito d'imposta risponde, ripeto, il soggetto beneficiario nei confronti dell'amministrazione finanziaria, così come rispondono dei visti di conformità coloro che li rilasciano, tant'è che è previsto che stipulino apposite assicurazioni. Va bene? È chiaro che se nel procedimento si scopre che il soggetto concorre a concorso nella violazione perché, pronto? Sì, ci siete. Perché banalmente ha scritto nelle fatture qualcosa che poi di fatto non è stato realizzato, si scopre questa cosa qui, è chiaro che non possiamo pretendere insomma di portare anche a casa il credito d'imposta. Quindi, ricapitolando, che cosa ha portato in termini di novità la conversione del decreto legge? Il fatto di poter utilizzare il 110% anche su immobili diversi dall'abitazione principale, quindi il fatto di poter fare questi interventi anche su più di un immobile, massimo 2, ok? I limiti di spesa differenziati, come abbiamo visto, a seconda del numero di unità e del tipo di intervento, che sono esclusi gli immobili di categoria A1, A8 e A9, va bene? Poi sono state riviste, con alcune modifiche, come vi ho fatto vedere, le procedure di sconto e di cessione del credito. Che cosa manca ancora? Perché poi voi giustamente chiedete, ma qua ci bloccano i preventivi, la gente ancora non sa, io non so cosa rispondere. Allora, di fatto i lavori possono essere avviati, nel senso che per quello che viene pagato, ve l'ho detto all'inizio, da luglio in poi, fino a dicembre 2021, potenzialmente il 110% c'è. Anzi, c'è e basta. È chiaro che se parliamo di cessione del credito e di sconto in fattura, mancano ancora dei tasselli importanti. Quindi è chiaro che ancora alla domanda ti prendi il mio credito d'imposta, io vi consiglio di rispondere aspetta un attimo, perché tanto per iniziare mi devono dire in che termini, in che tempistiche, con che tempistiche io poi recupero questi soldini che ti sto anticipando, perché voi artigiani comunque i vostri dipendenti li pagherete, i materiali li pagherete e di conseguenza avete, nel caso in cui accettaste questa proposta di portare a casa il credito d'imposta, avrete necessità di utilizzare prima possibile questo credito d'imposta. Quindi vi serve conoscere ancora degli aspetti che non sono stati chiariti. Verranno chiariti la circolare, o meglio il provvedimento, lo si aspettava già la settimana scorsa, adesso entro il 16 agosto, come leggete, dovrebbe essere emanato, quindi anche questi ultimi aspetti, questi ultimi tasselli, entro questo mese devono andare a posto. Così come manca il decreto del Mise per i termini tecnici, per aspetti tecnici legati all'asseverazione, ai limiti della congruità della spesa e ad altri aspetti legati comunque al rilascio di questa asseverazione. Poi mi sento di dire, Valeria, permettimi, come associazione anche che vedo comunque un'attività che punta a realizzare dei pacchetti o comunque delle soluzioni che
hanno come scopo principale quello di non abbandonare l'artigiano, di non far sì che si senta lasciato insomma in balia di se stesso in queste scelte che capisco che sono importanti, perché un conto è portare a casa un credito d'imposta di 5, 10, 15 mila euro che può essere utile per pagare, come ho detto prima, i contributi dei propri dipendenti. Un conto è dover mettere in asse, dover mettere in attività un vero e proprio piano di recupero finanziario poi di quello che si è perso per strada o che si è concesso attraverso uno sconto sul corrispettivo, pur di non dire di no al proprio committente. Quindi, morale del discorso, io credo che le associazioni in questo potranno darvi una grossa mano di supporto anche nelle scelte appunto legate alla singola commessa, perché no? Poi con gli istituti di credito, lo leggete, lo dicono loro stessi, vengono avanti delle ipotesi di collaborazione che puntano sia a sostenervi nel periodo che precede l'ottenimento del credito d'imposta che nel periodo immediatamente successivo qualora voleste cedere alla banca l'intero credito. Ok? Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che se maleauguratamente, mettiamola così, dovessero far sì che il credito d'imposta di un lavoro realizzato a luglio 2020 venisse poi reso liquido, diciamo così, utilizzabile a partire da marzo 2021, allora in quest'arco di tempo l'artigiano è chiaro che ha bisogno di liquidità per sostenere le sue spese. Quindi l'istituto di credito potrebbe fornire questa liquidità. Una volta reso tangibile, liquidabile, chiamiamolo così, il credito d'imposta, quindi a marzo 2021, la banca dice facciamo i conti e estingui quello che io ti ho concesso come finanziamento e mi cedi la differenza del credito d'imposta, in modo tale insomma che lo stesso artigiano rientri a pieno titolo completamente delle somme che facevano parte della commessa. Questa ovviamente è solo un'ipotesi. Aggiungo un'altra, un altro obiettivo. Aspetta, dico questo Valeria. Sì, vai. Dico questa cosa poi ti lascio parlare. L'obiettivo importante comunque che l'associazione intende perseguire e credo ne siate soddisfatti è anche quello possibilmente di creare un canale diretto fra istituto di credito e committente, in modo tale che l'artigiano possa dire guarda, io non ne ho bisogno del credito d'imposta, però questo istituto di credito oppure questo soggetto terzo, magari grazie anche ad una convinzione che vede in mezzo Confartigianato, è disponibile ad acquisire il tuo credito d'imposta. In questa maniera l'artigiano sa di poter contare sul sistema sicuro di riscossione alla fine dei propri crediti e di accontentare anche il committente che ha voglia di cedere questo credito d'imposta. Quindi anche questa soluzione è giusto che sia ricercata a mio modo di vedere, quindi prevedere che l'artigiano sia lasciato fuori anche dal circuito di intermediazione finanziaria. Poi ditemi voi perché la voce è anche la vostra. Quindi. Allora, su questo tema io vorrei essere molto chiara. Bisogna assolutamente che gli imprenditori si affidino ai propri consulenti e che vengano in associazione affinché facciano una chiara analisi delle proprie possibilità anche di esposizione finanziaria e di riserve di liquidità, perché il rischio di attorcigliarsi intorno comunque a queste
cessioni di crediti e aperture è molto alto, soprattutto per i piccoli imprenditori. Purtroppo da questo punto di vista, come spesso capita, si considera la piccola impresa come una grande impresa, e questo non è così, perché l'impresa artigiana è un'impresa familiare con un patrimonio diverso rispetto a una piccola impresa. Quindi noi non smettiamo di lavorare in questo senso e ricordiamo che abbiamo i nostri consorzi del credito con noi a braccetto, la collega è anche collegata in questo momento, e tutto quello che è possibile fare per dare respiro e liquidità all'imprenditore lo faremo. Resta il fatto che bisogna essere certi, avere delle contabilità aggiornate ed essere certi di poter in potenza avere questo tipo di esposizione verso l'erario. E qui c'è una domanda che mi pongono e che quindi io pongo a te, Enzo, e che è: quanto dura l'apertura di credito? Cioè una volta che un artigiano cede il proprio credito, per quanto tempo questo credito resta aperto prima di poterlo, come dire, concludere? Se c'è un termine su questa cosa, se fa parte delle cose che saranno i decreti attuativi, o se invece è aperto per sempre. Ecco. No, allora Valeria, partiamo dal presupposto che va diviso per anni in base a come è previsto che sia divisa la detrazione, cioè se parliamo del 110% ad esempio in 5 anni. Ok? Ok. Quindi il totale del credito d'imposta entro i 5 anni deve essere smaltito, altrimenti viene perso. Sì, quindi io devo tenere, se comincio a fare questo tipo di operazione, una sorta di contabilità anche di questi crediti d'imposta, no? Evidentemente. Certo. Facendo l'esempio dei 10.000 euro, io ho 2.000 euro, giusto, da sfruttare per il 2020. Ok? Allora, quello che non sfrutto per il 2020 va perso. Quindi negli anni successivi non me lo riporto. Io avrò nel 2021 i 2.000 euro del 2021, ma ad esempio i 500 che non ho sfruttato nel 2020 vanno persi e non posso neanche chiederne il rimborso. Okay. Quindi ecco perché dicevo, dipende, e questo ce lo dirà il provvedimento, da quando mi renderanno disponibile il credito d'imposta. Perché se mi diranno: tu hai fatto il lavoro da 10.000 a luglio e il credito d'imposta lo sfrutti dal 10 di agosto, è un discorso. Io ho tempo da subito, no? Per sfruttarlo. Certo. Se mi diranno: ci servono 3 mesi per valutare tutto e quindi quello del lavoro di luglio lo potrai sfruttare a partire da novembre, capite che probabilmente in 2 mesi non lo sfrutto tutto. Certo, quindi anche questo è un elemento di grande attenzione, perché Assolutamente sì, che interessa anche la banca, perché io stesso, parlando con gli istituti di credito, ho rivolto proprio questa domanda qui. Ho detto: scusate, ma io perché devo andare in cerca del vostro finanziamento se entro il mese successivo ho il mio credito d'imposta? Ovviamente hanno detto: no, in quel caso effettivamente, stando nei 30 giorni, che di solito sono i termini in cui magari pagate materiali, anche di più, ma dovete pagare gli stipendi, eccetera, non avete bisogno probabilmente del prestito ponte. Quindi loro, gli istituti di credito, si prenderebbero il credito d'imposta già liquidabile dal 10 del mese successivo. È chiaro che questa è la soluzione, ripeto, ideale di cui si va in cerca. Dobbiamo vedere cosa si porta a casa. grazie. Qualche altra domanda? Vabbè, ci chiedono se, questa è una domanda più veloce, nel caso di lavoro sul cappotto, se la pittura post cappotto può essere considerata nel 110% o ricado nel 90% recupero facciate. Allora, Ti facciamo lavorare stasera, Enzo. No, non è per quello, è che alcune risposte richiedono delle competenze tipiche comunque di un ingegnere o comunque di un tecnico, di un termotecnico, di conseguenza io vado male a
a dire se con l'intervento legato al bonus facciate, quindi di rifacimento della facciata, possa rientrare nel 110%. Io dico questo, consideriamo anche la possibilità che ci viene data di combinare i due interventi. Di conseguenza, l'abbiamo visto prima, io avrei comunque un 110% complessivo, se anche grazie a quell'intervento sulla facciata che normalmente avrei fatto rientrare nel bonus facciate, ho il raggiungimento delle due classi di Ecco, perché infatti ricordiamo adesso, ricordiamo anche questo seminario è stato fatto per toccare gli aspetti fiscali ed economici. Sì. In testa e in coda a questa attività c'è l'intervento dei tecnici che dovranno in via preventiva, in via consuntiva, certificare i lavori fatti, per cui dipenderà molto dagli ingegneri e Esatto. che dovranno andare a certificare, e lì si apre un altro mondo che non è oggetto dell'intervento di questa sera, ma che ovviamente è altrettanto delicato, perché lì ci sarà una responsabilità personale di quel tecnico che va a certificare per esempio il miglioramento delle due classi energetiche, perché ricordiamoci che va a certificare un qualcosa che dà origine a uno sgrado fiscale, quindi c'è una responsabilità personale. Quindi i tecnici con cui stiamo dialogando ci dicono: valuteremo se chiedere delle fideiussioni o quanto far pagare questo tipo di intervento, però non è l'oggetto strettamente di questo seminario, quindi noi questa sera stiamo parlando dell'aspetto meramente fiscale, ma ovviamente in testa e in coda ci sarà anche l'intervento di tipo tecnico. Ci chiedono se lo sconto in fattura sarà solo con i grossi gruppi bancari. Allora, io posso parlare come Confartigianato Verona, in questo momento stiamo parlando con i più grossi gruppi bancari, ma anche con le BCC locali territoriali. Si dichiarano tutti pronti. A onor del vero, nonostante io abbia molto insistito, non sono potuta entrare nel merito neanche di un'idea a spanne dei costi di questa operazione, perché ovviamente stanno tutti molto abbottonati, ma sarà una cosa dove sicuramente tutte le banche si mettono a disposizione. Sì, un'altra domanda è: anche il credito per il bonus facciate e gli altri bonus vengono recuperati in 5 anni o in 10 anni come era prima? no, allora No, vai. la detrazione resta quella che era prima. Ok. Ok, per esempio per il 5 bonus anni, facciate o 5 per la anni manutenzione. vanno esclusivamente sul bonus 110%, le altre percentuali vanno sui 10 anni. Sì, o quello che è stabilito per quel tipo di O quello, intervento. La certo, manutenzione straordinaria, ad esempio, che è 10 anni classico a 50%, resta in 10 anni. Ok. Rispetto a quello che dicevamo prima, Valeria, aggiungo anche questo: se avete comunque dei quesiti anche simili a quello che mi è stato posto prima, rivolgeteceli pure, perché noi abbiamo la possibilità ovviamente di richiedere delle consulenze giuridiche poi anche all'Agenzia delle Entrate regionale che si occupa di questo, ma abbiamo, ve l'ho detto in premessa, anche il contatto diretto con gli uffici della Confartigianato Nazionale che raccolgono poi delle casistiche eventualmente da evidenziare, da valutare e, se del caso, di portare all'attenzione dei ministeri, ma anche all'Agenzia delle Entrate stessa. Quindi non preoccupatevi, è un terreno, vi dico, ancora inesplorato, e noi che ci occupiamo di questi termini, di questi aspetti da un po' di tempo, vi diciamo che sicuramente ci saranno molte occasioni per chiarirsi, molte richieste di chiarimento, perché poi voi che fate questi interventi giustamente sapete magari se uso l'intonaco di un certo tipo, quello è considerato appunto efficienza energetica, piuttosto che la retina, l'armatura di un certo tipo. Ecco, non preoccupatevi, formulate queste domande e noi cercheremo di rispondervi. Ecco, infatti qua diciamo mi dai l'occasione per andare verso le conclusioni e fare un attimo di sintesi e andare a dirvi
qual è un attimino la differenza tra essere seguiti con la contabilità nell'associazione di categoria o comunque da un commercialista esterno. Il lavoro lo fanno egregiamente tutti e tutti i professionisti sono molto seri, però è evidente che sfruttare la nostra società di servizi associativa per la tenuta contabile offre la possibilità di avere un filo diretto come l'abbiamo avuto questa sera con la nostra federazione regionale e con quella nazionale, per poter evidenziare, portare avanti dei quesiti e laddove non siamo in grado di rispondere a livello provinciale poterci affidare a dei tecnici e dei colleghi su dei livelli più completi. Questa sera avremmo potuto fare scelte diverse in termini di relatore, insomma, per questo webinar, ma abbiamo scelto proprio di coinvolgere chi a livello regionale è responsabile di questo argomento, perché meglio del dottor Cillo non c'è per dare risposte su questo tema, perché è la persona che affianca i nostri uffici tributari tutti i giorni con supporto, con la formazione e con l'aiuto che è necessario. Quindi a chi è potuto rimanere collegato dico che se avete altre domande potete tranquillamente scriverle qui alla mail dell'associazione, che è info@confartigianato.verona.it. Durante la chiusura estiva sarà attivo un numero di WhatsApp per le urgenze dove potete scrivere se avete delle richieste appunto che non possono attendere la riapertura, perché garantiamo la risposta a tutti, e dopodiché laddove non possiamo rispondere immediatamente ci prenderemo nota e porteremo avanti le istanze. Chi anche avesse il commercialista fuori dall'associazione può contare in virtù del tesseramento nella possibilità di avere delle consulenze anche al nostro interno, ma come dico sempre, ovviamente possiamo fare consulenze nella misura in cui abbiamo evidenza della contabilità e di com'è effettivamente la situazione, perché ovviamente non possiamo altrimenti inserirci nel lavoro di altri senza avere contezza dei contenuti. Allora, sto dando un po' di tempo a chi è presente per altre domande che vedo non arrivare, per cui come immaginavo il dottor Cillo è stato preciso, puntuale e completo. Qualcuno sta chiedendo se renderemo disponibili i materiali e su richiesta sarà possibile farlo naturalmente, quindi scriveteci e vedremo di mandarveli per mail. Io ringrazio Enzo Cillo, un arrivederci a presto e mi auguro di quanto prima poterci rivedere con i decreti attuativi, perché ormai veramente mancano solamente quelli per poter partire. Buona serata a tutti e restate collegati con le pagine social dove avrete tutte le informazioni. Grazie a chi sei. Buona serata a tutti. Enzo, buona serata. Grazie. Grazie a tutti, grazie a voi. Saluti.